È l'ottava volta che fanno effrazioni, che rubano, che spaccano e purtroppo anche con telecamere, con sirene e tutto quanto rimane veramente difficile dissuaderli. Ancora una spaccata nel ristorante di Via Miranese. Vetri rotti, porte forzate, ma nessun bottino perché è scattato l'allarme. In breve sono giunte sul posto le forze dell'ordine insieme al titolare. Ma a quel punto i vandali, che avevano fatto un sopralluogo nel pomeriggio, secondo quanto racconta Serpente che li ha visti, erano fuggiti. Ora resta la conta dei danni e tanta amarezza. Parliamo di cose continue. Questa 15 giorni fa sono venuti un'altra volta, hanno fatto un altro danno, è diventata una situazione insostenibile, perché non ci fermiamo solo al furto, ci fermiamo anche a persone che entrano dentro, che danno fastidio, eccetera, eccetera, che fanno danni a macchine di clienti. Non ci fermiamo solo al danno che fanno a me, ma anche al danno che fanno agli altri. Bisogna intervenire e sanificare questa zona. Il ristorante è alle porte dell'ormai famosa Via della Giustizia a Mestre, dove il titolare della carrozzeria moderna aveva organizzato anche un presidio di protesta nelle scorse settimane e dove alcuni giorni fa un tossicodipendente è stato salvato in extremis da un'overdose mentre era all'interno dell'ex falegnameria, dove trovano rifugio per spacciare, drogarsi o ripararsi. Ormai si sono spostati da Via Piave, che ormai è diventata troppo pattugliata, e si sono spostati in altre zone, è chiaro questo. E bisogna secondo me intervenire anche in questa maniera, come si è stato fatto in altre case abbandonate dove ci sono stati dei sgombri forzati, e io chiedo questo alle istituzioni, che venga fatto un intervento mirato in quel punto, perché quello è un covo ed è vicino una zona che fino a qualche anno fa era una bella zona. L'appello è sempre lo stesso al governo. Io sono consapevole che le forze dell'ordine fanno il massimo, perché eh, non c'è da accusare le forze dell'ordine, in quanto loro fanno veramente il loro servizio, ma il problema è che quando poi passa l'autovettura, passa la macchina di servizio e loro fanno quello che gli pare. Le tempistiche di un vetro e di una effrazione sono minime, quindi io credo che il problema sia diverso sia nel governo, sia nell'attuazione di provvedimenti seri di certezza della pena per certe situazioni e di contrasto all'immigrazione clandestina.